Torna l'incubo, spaccate a Mestre, i ladri non trovano soldi e portano via prodotti erotici. Il furto al negozio di Piazzale Leonardo da Vinci. Si tratta del 10° colpo in meno di 10 anni, denuncia disperato il titolare. Un camionista di nazionalità ungherese di 53 anni è morto stamane lungo la 4 tra Sandona e Cessalto, lo schianto dopo essere stato colto da un malore. Inchiesta Palude, la Corte Suprema ha ordinato di restituire cellulari e computer a Cerone e Donadini e di non utilizzarli nell'indagine che vede il sindaco Brugnaro e il suo staff accusati di concorso in corruzione. Caso Trump Junior, dopo la denuncia ai carabinieri forestali, il consigliere Zanoni chiede con un'interrogazione di spiegare quale procedura sia stata eseguita dagli uffici regionali. Un vero e proprio negozio di parrucchiera, ma era completamente abusivo. La Guardia di Finanza ha scoperto a Jesolo l'attività che era stata messa in piedi da una donna. Un servizio frammentario rischia di compromettere il rapporto paziente-medico di base. Il neosegretario della FIM Veneto replica le dichiarazioni del presidente Luca Zaia. Il Comune di Venezia ha organizzato oltre 30 appuntamenti in occasione del giorno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano la cronaca con l'incubo spaccate che torna a Mestre, dove i ladri, non trovando soldi nella cassa, sono scappati con una decina di prodotti erotici. Il furto in Piazzale Leonardo da Vinci al centro Primo Benessere. Si tratta del 10° colpo in meno di 10 anni, racconta ai nostri microfoni disperato il titolare. Una spaccata erotica, così l'ha definita il titolare, il signor Adriano Ghedin, esatto, che ci mostra la foto di come ha trovato la sua vetrina aprendo l'attività giusto ieri. Ieri mattina. Niente, erotica perché? Perché praticamente sono entrati, hanno spaccato ed è entrata questa persona e il negozio era rimasto più o meno senza toccare niente, anche la cassa non c'erano soldi, perciò non hanno preso. Però nella vetrina qui a fianco, dove sono i prodotti rinvigorenti, Forsex, sono prodotti che aiutano la libidine della persona e che loro ne fanno uso, e qui mancavano una decina di prodotti, anche di più. L'assalto, denunciato ai carabinieri al momento ad opera di sconosciuti a Mestre, al negozio Primo Benessere MAD di Piazzale Leonardo da Vinci. Scarso il bottino, sebbene carico di prodotti erboristici rinvigorenti, per il cui furto e i danni sono tuttavia ingenti e riferiti al cambio del vetro della porta d'ingresso con annessa serratura. Questa volta che è la porta, con 1.000 euro di spesa risolvi. Quando si tratta di una vetrina o altre cose, le spese vanno 7-8 volte di più perché appunto costa il lavoro e tutto. Si tratta del 10° colpo in nemmeno 10 anni, denuncia il titolare sgomento. C'è stato un mese, 2 anni fa, che ne ha avuto 4 spaccate di seguito, e spaccate molto alte, perché con dei bidoni da spazzatura appoggiati alle vetrine che si portavano da dove c'è il punto di spazzatura, salivano e coi piedi o qualcosa spaccavano le finestrine alte e entravano. Nella stessa nottata l'assalto tentato anche al centro massaggi thailandese Siam Thai, che si trova letteralmente accanto al negozio svaligiato. I ladri, racconta Tania, la titolare, hanno scardinato la porta con uno più piedi di porco, come si evidenzia dalle tracce nere della sverniciatura forzata lasciata sulla porta stessa, dice. È la prima volta o hanno tentato altre volte? 2 volte dirò in tali questo. Ad impedire stavolta l'accesso ai ladri il vetro antisfondamento del centro massaggi, che ha resistito ai continui colpi inferti. Malore fatale questa mattina all'alba lungo la 4 tra San Donà e Cessalto. A perdere la vita un camionista 53enne. Con il malore in atto e che l'ha colta all'improvviso mentre stava guidando il suo tir con targa ungherese lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste, ha avuto giusto il tempo di accostare il proprio mezzo nella corsia di emergenza e accasciarsi al volante, oramai privo di vita. È morto così il camionista 53enne alle 6:30 del mattino, dopo aver urtato nella manovra di emergenza contro le barriere di sicurezza laterali per circa 200 metri e non provocando comunque grossi danni al tir né
agli altri mezzi in transito in quel momento, che non sono stati assolutamente sfiorati. L'incidente con la morte del camionista a causa di un malore che l'ha colto, come detto, all'improvviso. Sul posto i sanitari del 118 che hanno cercato, ma inutilmente, di rianimare il conducente. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti e code, ma non è stato necessario chiudere il tratto. Sul posto, oltre a polizia stradale, vigili del fuoco, anche il personale di Autostrade Alto Adriatico. Dopo la dismissione del 31 gennaio scorso, oggi ha chiuso definitivamente i cancelli. Il centro di accoglienza straordinaria di Bibione ospitava circa una trentina di profughi di nazionalità ucraina, tra donne, bambini, anziani e anche famiglie. I profughi sono stati trasferiti tra Mestre e Giussago, in provincia di Pavia. L'inchiesta Palude, la Corte Suprema ha ordinato alla Procura di restituire cellulari, computer e email e di non utilizzarli nell'indagine che vede il sindaco Brugnaro e il suo staff accusati di concorso in corruzione. Tutti i dettagli. La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il decreto di sequestro del 15 luglio scorso emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia nei confronti di Derek Donadini e Morris Ceron e dispone la restituzione di quanto sequestrato. Così si legge nell'ordinanza che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del direttore generale del Comune di Venezia Morris Ceron e del vicecapo di gabinetto Derek Donadini, che avevano impugnato la decisione del Tribunale del riesame di Venezia. Nulla di quanto sequestrato, dunque, tra computer, cellulari e email, potrà essere utilizzato per motivare eventuali accuse nei confronti di Cerone e Donadini, indagati con l'accusa di concorso in corruzione insieme al sindaco Brugnaro nell'ambito della vicenda dei Pili, che vede indagato anche il magnate cinese di Singapore. Vicenda a cui invece l'ex assessore Boraso continua a dichiararsi estraneo. Quello che è stato trovato sequestrato non potrà essere utilizzato dalla procura, ha dichiarato l'avvocato Berardi, compreso il famoso memorandum, il riassunto in forma di nota dei contatti avuti dalle parti, che invece fu estratto e portato dalla procura proprio all'udienza del riesame. La decisione della Cassazione, che non ha ancora depositato le motivazioni, arriva proprio nei giorni in cui la procura sta chiudendo l'indagine e si appresta a depositare il 415 bis. Sempre per la cronaca vi do un aggiornamento: un furto con scasso e danni su porte e accessi che sono stati vandalizzati durante l'effrazione è avvenuto allo stadio Alende di Spinea. Sono stati portati via PC e faldoni della precedente amministrazione del calcio Spinea. A darne notizia è lo stesso comune. E continuano le polemiche sulla battuta di caccia di Donald Trump Jr. a Campagnalupi. Il consigliere regionale Andrea Zanoni chiede con un'interrogazione urgente all'assessore alla caccia quali permessi siano stati rilasciati al figlio del presidente USA. Donald Trump Jr. era titolato a sparare durante l'oramai famosa battuta di caccia di dicembre a Campagnalupi? Le rassicurazioni dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari, secondo cui i documenti del figlio del presidente degli Stati Uniti erano regolari, non sono sufficienti al consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni. Dopo la denuncia ai carabinieri forestali di Mestre, anche e soprattutto per l'abbattimento di una specie protetta che avrebbe risvolti penali, Zanoni chiede in un'interrogazione urgente all'assessore di spiegare quale procedura sia stata seguita dagli uffici regionali. Secondo Zanoni, infatti, non risulta che il Veneto abbia una norma che permette il rilascio del tesserino regionale di caccia a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel paese di provenienza. Sulla vicenda, già ripresa anche dai media d'oltreoceano, rimane però soprattutto l'abbattimento, tra gli altri della casarca o Tadorna feruginea, inserita da tempo tra le specie di anatre protette da norme nazionali ed europee, anche se da più parti si è sollevato il dubbio dell'impossibilità di stabilire chi tra i presenti abbia sparato il colpo fatale. E con una nota la Regione del Veneto ha fatto sapere che rilascia il tesserino venatorio anche ai cittadini residenti all'estero sulla base della presentazione di una copia del documento d'identità e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria nello Stato estero di residenza. Questa è la precisazione che arriva dalla Regione del Veneto. Sempre per la cronaca, un vero e proprio negozio di parrucchiera, ma era completamente abusivo. La Guardia di Finanza ha scoperto
Jesolo l'attività che era stata messa in piedi da una donna. Caschi e asciugacapelli, poltrone, specchiere, phon, carrelli portaspazzole, prodotti per la colorazione e molto altro. Non mancava nulla, a parte che tutto fosse sconosciuto al fisco. La Guardia di Finanza ha scoperto a Jesolo Lido un salone per acconciature ed estetista completamente abusivo, ricavato all'interno di un'abitazione privata. L'attività investigativa si è sviluppata attraverso servizi di osservazione e appostamenti e una volta raccolti gli indizi utili, i militari si sono presentati nell'abitazione e hanno avuto conferma dei propri sospetti. All'interno, infatti, una donna aveva dato vita al negozio di parrucchiera, con tanto di clienti in attesa del proprio turno. La titolare dell'attività abusiva non ha potuto esibire le autorizzazioni necessarie per esercitare la professione, perché totalmente inesistenti, ed è dunque stata segnalata alle autorità competenti per il reato di esercizio abusivo della professione. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che tutto si svolgeva come in un vero e proprio negozio, con gli appuntamenti annotati in agenda o specifiche sulle prestazioni da svolgere, e le clienti interpellate hanno poi dato delucidazioni anche sui prezzi. Così le Fiamme Gialle hanno potuto ricostruire il volume d'affari delle attività e le imposte non pagate al fisco. I temi della salute e della sanità con la FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, che va all'attacco di Luca Zaia. Noi abbiamo posto una questione in passato, adesso non abbiamo ben capito se tornerà fuori o meno, e la vediamo di buon grado, di poter ragionare sulle nuove assunzioni, non sui medici che oggi fanno già sto mestiere, ma se arrivano dei giovani, di poter valutare di assumerli, e quindi essendo diciamo strutturati avranno le 36 ore alla settimana e faranno a tempo pieno il medico di base. Da liberi professionisti dunque a dipendenti del sistema sanitario come gli ospedalieri, una richiesta che ora viene accelerata dal fattore PNRR, o meglio dalle 99 case di comunità che dovranno essere a regime entro metà del prossimo anno. È ben vista anche dalla CISL perché, dice il sindacato, ottimizzerebbe le risorse a vantaggio del cittadino. Secondo la categoria invece non è esattamente così, anzi il paziente perderebbe proprio il suo punto di riferimento. Questo tipo di rapporto convenzionato garantisce la libertà di scelta, garantisce il rapporto fiduciario medico-paziente, garantisce di fatto una continuità di cura che altrimenti verrebbe messa a rischio da una frammentazione dei rapporti di collaborazione, di lavoro fra i vari professionisti. Palmisano aggiunge: E non accettiamo una frammentazione fra medici neoassunti, medici giovani che noi vogliamo tutelare fin dall'inizio, con i medici già in attività. E due diverse contrattualità vanno a cozzare fra di loro e non aiutano le sinergie. Questo vuol dire che se i medici più giovani rischiano di in qualche modo come dipendenti lavorare nelle case di comunità, i loro pazienti, quando andranno nelle strutture non troveranno più il proprio medico, troveranno i medici che a turno si ruoteranno. Il cittadino appunto che si rivolgerà a queste strutture, con le quali vanno definite anche le modalità di accesso, rischia di trovare ogni volta dei medici diversi. La categoria attende da mesi un tavolo con la Regione. Il compito di FIMG è quello di, insieme alla politica, e trovare il più possibile una sintesi per le riorganizzazioni territoriali. È possibile. E conclude: non è un problema di stipendio. Ci teniamo, ripeto, alla autonomia organizzativa. Vi faccio riflettere quanti colleghi medici, anche ospedalieri, stanno lasciando la sanità pubblica. Dai temi della sanità a quelli della scuola, mancano pochi giorni infatti al termine delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Per chi passa alle superiori c'è la novità del 4+2. Alle ore 20 del 10 febbraio scade il termine per le iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026, un appuntamento importante per tanti ragazzi e ragazze che nel passaggio dalle medie alle superiori sono chiamati a compiere una prima scelta verso il proprio futuro. Di fronte hanno l'imbarazzo di una scelta ampia, con in più l'opportunità della filiera 4+2. Le scuole che possono offrire loro non solo momenti di teoria o laboratoriali, ma anche momenti di vita
all'interno delle aziende e soprattutto di continuità nel mondo sia universitario che degli ITS dopo aver fatto 4 anni di superiori. Parliamo di corsi 4+2, però già dopo i primi 4 anni si ha un diploma. Sì, questa è la grande novità, non occorrerà più fare 5 anni ma 4 anni e dopo il quarto anno i ragazzi sosterranno l'esame di Stato come se avessero svolto i 5 anni. Da quest'anno scolastico i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 sono attivati in via sperimentale in sinergia con le esigenze lavorative del tessuto economico dove operano gli istituti, quindi offrendo una formazione in grado di permettere uno sbocco lavorativo pressoché immediato. A Venezia come si è coniugata questa opportunità? Con le aziende del territorio che si occupavano di manutenzione delle imbarcazioni, di navigazione in acque interne e di logistica, ma i nostri partner strategici sono infatti le aziende che lavorano nel territorio veneziano. Ne faccio alcuni nomi: sono la CTV, sono la Fincantieri, la Confcommercio, e agganciandoci con l'ITS Marco Polo sono settorializzati e ben inseriti nella logistica portuale turistica. Cosa si sente di dire agli indecisi ancora, che magari vedono questa scelta come un punto di non ritorno nella propria vita e per questo motivo sono ancora in ritardo con l'iscrizione? Ma mi viene da pensare subito alle parole del nostro ministro Valditara, che gli istituti professionali non sono scuole di serie B, anzi rappresentano veramente delle eccellenze. Qua in Veneto ne abbiamo già 5 che sono partite l'anno scorso con le filiere 4+2, ma anche come il Metal Italy rappresenta sicuramente un'opportunità per i nostri ragazzi e di lavorare sulle attitudini. Rimaniamo a scuola, ma parliamo di asili a Venezia. Purtroppo in queste settimane, ma così come negli ultimi anni, la carenza di personale negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia ha creato innumerevoli problemi. Non è più accettabile che negli asili nido una sola insegnante rimanga con 10 addirittura 15 bambini. L'amministrazione intende destinare alle scuole comunali le risorse umane necessarie a garantire una presenza costante e adeguata di insegnanti e di personale ausiliario nelle classi e nelle sezioni? È la domanda che tutti i consiglieri di opposizione rivolgono in un'interrogazione al Comune di Venezia. I genitori raccontano di situazioni difficili in cui accompagnano i bambini a scuola, non trovano nella classe l'insegnante, i bambini sono smistati in altre classi, quindi è una situazione appunto difficile, grave, soprattutto per i bambini, ma direi anche per gli insegnanti. Così è un semplice parcheggio e non è invece un percorso educativo che invece è quello che dovrebbero essere appunto questi servizi. Problemi di questo genere, secondo le opposizioni, si verificano a macchia di leopardo lungo tutto il territorio comunale, Venezia, Mestre, Marghera, Chirignago. Se le scuole vanno avanti, ha scritto in una lettera aperta a un gruppo di genitori, è molto spesso per merito di un personale che garantisce comunque il servizio, sobbarcandosi anche compiti e mansioni non dovuti. Ma per quanto chi lo fa sarà in grado di mantenere questo sforzo? Sappiamo che un insegnante che lavora con passione, se gli viene tolta la passione, diventa proprio un insegnante che non fa del bene ai bambini, e quindi il tema proprio della professione, della professionalità, delle emozioni, delle passioni e di quello che si traduce e si trasferisce ai bambini è fondamentale, bisogna tenerne conto. Il giorno del ricordo, le foibe, queste le iniziative in programma a Venezia. Prosegue questo impegno nel Comune di Venezia senza dimenticare appunto il coinvolgimento dei giovani, degli studenti, e con cui si è rinnovata una nuova collaborazione, in particolare con la Consulta Provinciale degli Studenti. Con oltre 30 iniziative dal 5 febbraio ai primi di marzo il Comune celebrerà il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. È un impegno di civiltà volto a onorare la memoria di quanti si videro costretti ad abbandonare la propria terra, la propria casa, e tenere vivo il ricordo di quanti furono assassinati in una maniera davvero atroce. Continuiamo dunque nel solco di quel grande impegno cittadino che vuole ricordare, non dimenticare. Il 10 febbraio, con la deposizione della corona d'alloro a Marghera, si ricorderà quando furono firmati i trattati di pace di Parigi che modificarono i confini tra l'Italia e l'ex Jugoslavia,
privando così il nostro paese di quelle terre che ne facevano parte. Ci sarà anche il picchetto dei lagunari che hanno espresso il desiderio di esserci, dunque una partecipazione che diventa sempre più grande. Il programma, presentato nel municipio di Mestre e consultabile nel sito del comune, è molto vario e ricco, da non perdere 2 docufilm. Il primo si chiama Ritorno alla terra dei padri e è collegato a questo viaggio in ritorno degli esuli dalla Sardegna, questo anche per dare la dimensione nazionale di questo tema, di questo discorso collegato al viaggio del ricordo e al giorno del ricordo. Il 18 invece si parla di un evento storico importante, il ritorno di Trieste all'Italia 70 anni fa, col Memorandum di Londra. Questi sono 2 appuntamenti particolarmente significativi e un altro che mi permetto di ricordare è la presenza a Mestre di uno dei simboli importanti del giorno del ricordo, cioè la bambina con la valigia. Stasera alle 21 puntuale tutti su Antenna 3 per la Coppa del Rey. La sfida è quella tra Real Madrid e Leganés, quindi in diretta e in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21. È tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.